iniziamo questa conversazione. In primis una piccola precisazione. Anzi, allora in primis ringrazio Rosanna del canale Telegram La Forza dell'Amore, nonché anche del canale YouTube che viene poi gestito anche grazie a Gianni Marson, appunto, perché queste informazioni, pillole di informazioni che ci aiutano, diciamo, a prendere consapevolezza di diverse problematiche. Rosanna, grazie al suo canale, che cerca di riunire sotto questi canali, diciamo, quelle informazioni che possono esserci utili appunto per noi. Allora, oggi siamo collegati con Andrea Sillo, che è presidente dell'associazione Persone in Cammino. Con lui c'è anche la consorte Paola Dalle Rive e abbiamo anche in collegamento Carmen Amadio, che è un'infermiera che anche lei... Allora, in primis, scusatemi, Andrea è un danneggiato da vaccino, ci racconterà meglio poi lui la storia che sta vivendo e che ha passato. Carmen Amadio invece è un'infermiera che non si è piegata al diktat di quello che è successo. Una cosa che mi va di precisare, io in questi giorni ho avuto modo anche di parlare con altre persone e sono stato un attimino rammaricato. Perché dicono ma è passato il tempo, invece come dicevo anche prima non c'è bisogno di vendetta, ma c'è bisogno casomai di giustizia, perché è la giustizia che ci può portare, diciamo, alla tranquillità e all'amore. Invece la vendetta porta solamente rancori e ci annebbia ancora di più la vista. Allora, in primis, come ho detto prima, ci ascoltiamo l'inno dell'associazione Persone in Cammino. Nel cuore che convivi con il tuo dolore, tu che avevi una vita, ti domandi dov'è che è finita. È bastato un solo momento per far sparire i tuoi sogni nel vento. Il tuo futuro di colpo è scomparso, resta un presente in cui ormai ti senti perso. Tu ti guardi allo specchio, non riconosci più nemmeno il tuo corpo, tu. Ma com'è possibile? Sei diventato una persona invisibile. Ti senti solo e abbandonato, anche deriso, umiliato, incompreso. E la tua anima che urla straziata rimane sola nel deserto, inascoltata. Noi alla luce del sole condividiamo il tuo stesso dolore, noi parliamo a tutta la gente perché nessuno resti indifferente. Noi ci teniamo stretti per mano perché insieme andremo lontano a disegnare il nostro nuovo futuro, protagonisti del nostro destino, perché siamo persone in cammino e in questa oscurità saremo una luce per chiunque lo vorrà. Noi ci teniamo per mano nelle difficoltà, nessuno resta indietro, nessuno crollerà. Noi abbiamo la nostra dignità e vogliamo fortemente giustizia e verità, e per questo viviamo, lottiamo e gridiamo a squarciagola, e mille voci diventano una sola. Siamo persone in cammino, se ci conosci capirai, noi non ci fermeremo, non ci arrenderemo mai. Noi ci teniamo per mano, amici più che mai, ed anche se lontani non saremo soli mai. Noi crediamo più forte nella vita, per quanto complicata non è certo finita. Noi guardiamo decisi avanti, lontano nel domani, costruiremo il futuro con le nostre mani. Siamo persone in cammino, siamo persone in cammino.
Monaco, siamo persone in cammino. E abbiamo adesso qui allora al telefono Andrea Sillo, che è presidente dell'associazione Persone in Cammino. Carissimo Andrea, Sì. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buona domenica e vi ringrazio per questa opportunità di raccontare quello che succede a una persona che si è fidata nel periodo Covid. Avevo 42 anni e è venuto il Green Pass al lavoro e il datore lavoro mi ha costretto a vaccinarmi e lì ho fatto una dose di vaccino e ho cominciato a stare male subito. Dopo un paio di giorni ho contattato anche il medico di base mi ha lasciato a casa con tachiperina e vigia attesa e i miei sintomi sono peggiorati, sono finito in pronto soccorso non sapevano cosa dirmi, se non che dopo in parte mi hanno detto, non scrivendolo, guarda che stai avendo una reazione dal vaccino, però senza scrivermelo nei referti. E in cui poi da lì sono ritornato al medico di base, il medico di base invece di aiutarmi mi ha abbandonato perché mi ha detto non voglio saperne di queste reazioni perché io posso essere poi tirato, messo all'agonia, che mi vengono qua i NAS, io non voglio questi problemi, trovati un altro medico. Mi sono trovato un altro medico di base e questo medico di base per fortuna ha un medico vaccinatore, però che si è messo la mano nella coscienza e ha visto che stavo avendo una reazione dal vaccino Covid che nessuno sapeva perché eravamo noi quelli che stavamo sperimentando questo farmaco e praticamente mi ha aiutato e lo ringrazio perché tramite lui sono ancora qua a raccontare la mia storia perché ho avuto un ictus in cui poi mi è preso un'emiplegia nella parte sinistra del mio corpo in cui a un certo punto non sono riuscito più a camminare, da camminare mi hanno trovato una neuropatia delle piccole fibre, da lì poi una disautonomia in base autoimmune tramite degli esami fatti in Germania, ha speso anche migliaia di euro e adesso mi ritrovo che sono invalido al 100% e con accompagnamento e ho una pericardite cronica continuativa e non posso fare niente nella vita che non che stare in carrozzina e vivere a letto e questa è la vita di un danneggiato e non può andare in ferie perché si sta spendendo i soldi per la giustizia per avere riconoscimento del proprio danno, le cure perché lo Stato non sta ancora aiutando le persone come me a curarsi e noi viviamo con la nostra famiglia che ci porta che li tocca a fare da badanti e le loro fatiche, il loro lavoro che fanno vanno per aiutare me, invece dovevo essere io quello che aiutavo la famiglia e mi sono vaccinato per questo, per continuare a lavorare e adesso mi ritrovo invece senza lavoro e disabile. Ecco, io vorrei aggiungere una cosa. Andrea Sillo, chi ascolta Radio Gamma 5 sicuramente avrà avuto modo anche, perché chi segue Radio Gamma 5 segue anche Canale Italia dove c'era un'altra grande anima, il compianto Vito Monaco, diciamo che sei stato presente anche tu e anche Carmen, eravate presenti nelle sue trasmissioni, avete portato avanti e dispiace vedere che lo Stato faccia marcia indietro, che non voglia riconoscere questo, perché sotto premetto una cosa che mi sono dimenticato all'inizio di dire perché è importante, perché poi la gente se no dice quello semmai era ammalato. No, io ero un soggetto sanissimo, in cui il mio lavoro era un saldatore specializzato e in cui a 42 anni giocavo ancora a livello amatoriale sotto FIGC, però con visita annuale medica e non avevo mai avuto problemi e a 42 anni stavo facendo la preparazione per cominciare il campionato
di calcio, quindi ecco, per spiegare che non è che i danni succedono a solo persone che hanno avuto problemi o che hanno già dei problemi, no, può succedere a tutti con questo tipo di vaccino. Sì, sì, io ho avuto modo anche di ascoltare altre persone che hanno avuto problemi di inizio di trombosi alle gambe ed altre cose. Ciò che rammarica maggiormente è però vedere che gli organi dello Stato abbandonino le persone oppure le classificano come dei Novax quando invece sono state persone che hanno creduto nella sanità pubblica e lì invece è avvenuto il patatrac. Sappiamo anche adesso quello che sta avvenendo anche in commissione e io invito le persone a non seguire Andrea Sillo ma seguire la commissione Covid, perché è importante, perché se vogliamo capire cosa c'è in quel momento là, cosa è stato fatto di giusto, di sbagliato, è giusto seguire, perché se questi politici, e abbiamo sentito parlare anche l'ex premier Conte, abbiamo sentito la sua verità, ma è la sua verità perché gli italiani ne hanno vissuta un'altra e quindi anche da lì si può capire come questi che ci hanno governato hanno preso come noi, come soggetti che dicevamo sì su tutto, e invece non era vero, eravamo sotto dittatura. E lui non la dice questo, lui ha detto che abbiamo fatto un patto sociale con gli italiani, ha fatto, e invece noi non abbiamo fatto nessun patto, non abbiamo vissuto solo ricatti. Io mi ricordo che se non avevi il Green Pass e entravi nel locale e arrivavano i carabinieri e venivi preso multato. Non c'entrava se eri vaccinato o no, bastava aversi il Green Pass o fatto il tampone, quindi cosa c'entrava nella pandemia tutto questo? Lo stiamo vedendo, la verità è figlia del tempo, un po' qualcosina si sta scoperchiando. In effetti anche la domenica scorsa con l'avvocato Mauro Sandri aveva accennato che in commissione qualcosina sta andando avanti, hanno depositato dei verbali, però c'è poco risalto anche a livello mediatico. Dall'altra parte, diciamo, in America si sta scoprendo che anche quello che ha combinato Fauci, diciamo, sta venendo fuori. Si auspica che ci sia un risalto. In Italia abbiamo il problema che non vogliamo vedere, perché è meglio non vedere, perché così semmai non mi succede niente, ma non funziona così. È meglio invece adesso capire cosa ho introdotto nel mio corpo per cercare di difendermi da qualcosa che mi potrebbe accadere. È questo che noi come associazione Persone in Cammino siamo nati per dare questa consapevolezza alle persone di capire che esistono questi effetti e che non sei immune. Io ho avuto la possibilità di conoscere Robert Mallone, è una persona un dottore in cui lui ha fatto è stato uno dei conoscitori della RMNA. E quindi mi ha detto quel giorno che si è inginocchiato da me, mi ha detto sorry, mi ha detto mi dispiace perché io ho trovato questa molecola, questa RNA, però non l'avevo, non era per utilizzarla in questo scopo di utilizzarla nei vaccini, perché è una molecola tossica che resta nel corpo e diventa tossica. Cioè lui, un dottore che l'ha trovata questa, e se ti viene a dire questo una persona così, io mi verrei il dubbio ai cittadini, ma cosa ci stanno raccontando in Italia? Ecco, è lì che cadiamo. Una grossa responsabilità è data anche da chi detiene, diciamo, l'informazione, che volutamente viene nascosta, e non lo so, a livello di coscienza certe persone come potranno un domani andare avanti, non lo so onestamente, ma ciò è un ricordo che l'ex ministro Speranza a noi come associazione a danneggiati, quando ho avuto la possibilità di incontrare Potenza, mi ha detto che con la maglietta con scritto danneggiato e vaccinato, mi ha detto che che noi danneggiati andiamo in giro con quelle magliette e ammazziamo le persone perché le persone non andranno più a vaccinarsi per colpa nostra,
prenderanno paura. Abbiamo salvato le vite noi, tanti italiani. Io invece trovo persone che adesso mi vengono a ringraziare perché da quando che ho raccontato la storia, semmai o prima si sono fermati o semmai hanno fatto una dose, 2 dosi, si sono fermati, o semmai avevano problemi in famiglia perché uno si è vaccinato, uno no, e gli ho fatti fare si sono fatti pace perché avendo visto la mia storia e la storia dell'associazione Persone in Cammino hanno capito che esiste anche questo. È solamente che gli italiani dovrebbero un po' più svegliarsi perché noi esistiamo e prima o poi dovranno vederci, perché adesso l'11 settembre saremo a Milano, ma continueremo perché noi non ci fermeremo fino a quando noi non avremo una giustizia e una verità, perché giustizia e verità per i danneggiati vuol dire cure, vuol dire avere un sostentamento economico, vuol dire essere seguiti, vuol dire dare dignità a queste persone. Certo. Ascolta, ecco. A Milano l'11, è l'11 vero? Ecco, possiamo dare un attimino in modo da dare anche risalto a questo evento che dovrebbe... Guarda, ho qua la mia compagna Paola e ti faccio dire da lei dell'11 settembre, così che è la segretaria dell'associazione e si sta muovendo per organizzare tutto. Ecco, perfetto, dai, allora sentiamo anche Paola. Grazie intanto Andrea. Niente, grazie a voi. Buongiorno, buona domenica a tutti quanti. Sono la segretaria dell'associazione Persone in Cammino. Non sono vaccinata per una serie di problemi, ma di eventi che mi hanno fatto un'esenzione a non vaccinarmi. Ma non per questo non mi sono fermata a vedere quello che stava succedendo ad Andrea e non per questo abbiamo portato voce a tanti danneggiati, prima in rete Regione Veneto, poi tramite altre persone danneggiate in ogni regione. Ora abbiamo deciso come associazione a dar voce al tema dei danni da vaccino, che sembra ultimamente un tema sparito nel mondo pubblico, nel mondo sociale, ma anche un tema che la gente non vuol sapere e non vuol conoscere. Quindi abbiamo deciso di fare questo evento all'11 settembre a Milano, quindi si può arrivare tranquillamente in treno alla stazione. Tutta la mattinata sarà presente il gazebo informativo dell'associazione stessa e ci sarà anche il gazebo delle associazioni estere di danneggiati, perché questa cosa qua non va solo in Italia il problema, ma va oltre. Tutti quanti nel mondo siamo insieme come danneggiati, ci sono anche in altri stati, in altri continenti. Poi alle ore 14 dell'11 di settembre c'è il convegno al Pirellone. Siamo stati abbiamo fatto un percorso di contatto con la regione Lombardia, tra cui ci hanno dato il patrocinio gratuito delle loro sala per poter parlare dei danni, ma non solo dei danni. Io qua lo specifico, ci sarà un convegno con altre associazioni che ci sono all'interno, ha dato voce anche loro, la nostra vicinanza, ma partiamo alle morti da Covid, perché da lì è partito la pandemia, è partito anche alla vaccinazione della popolazione italiana. Da lì è partito un caos, quindi dobbiamo ricordare anche queste morti, i loro familiari che hanno avuto anche un trattamento sbagliato, terapie sbagliate, non un approccio giusto. Io posso capire il prima ondata, ma non dopo. Dopo no, dopo c'è
indagare, da chiarire verità anche su quelle morti, perché su loro sono partiti la paura della gente a poter vaccinarsi per essere liberi, a andare a lavorare, andare alle ferie, ognuno aveva le sue motivazioni e quindi da lì ci sono stati i danni da vaccino. Guarda, c'è anche un messaggio, dice: vi sto ascoltando solo da 5 minuti, purtroppo un grande abbraccio da Andrea e a tutta la sua famiglia, solidarietà e continuità, e continuate a divulgare le vostre iniziative, e dice: siete degli eroi della patria. Roberta da Treviso. Grazie. C'è da dire una cosa, il palazzo è il palazzo della regione, il Pirellone, quindi c'è la sala Pirelli che è al primo piano a Milano, dove c'è questa conferenza, diciamo, questo evento. Esatto, perché la regione Lombardia è da quasi ormai 2 anni che stiamo avendo un approccio, come abbiamo cercato anche in Veneto con Siusti, con Resistere Veneto, che ci ha portato una mozione di un ambulatorio dedicato a noi danneggiati qua in Veneto, però poi non è stata approvata questa mozione e quindi siamo senza ambulatorio. Abbiamo tentato anche in Regione Lombardia, e in Regione Lombardia adesso ci hanno dato questa possibilità di fare questo convegno, e da lì speriamo che sia un punto di partenza di un approccio che adesso è ora di iniziare a parlare con noi, con queste persone che hanno subito questi danni, perché nasconderci non serve a nulla. Siamo persone, fino a che staremo in vita, noi racconteremo quello che ci è successo, non possiamo raccontare bugie, perché quello ci è successo, quindi speriamo che l'11 settembre sia un punto di partenza nuovo, soprattutto per la politica, per iniziare veramente a fare qualcosa di concreto per noi danneggiati, perché nessuno dalla destra a sinistra comunque non sta facendo nulla per noi di concreto in questo momento. Nessuno è venuto a dire: aspetta, vediamo come possiamo aiutarvi in qualche modo. Niente, e quindi speriamo che questo sia un punto di partenza. Io auspico di cuore, anzi, che ciò che è avvenuto in America abbia anche poi una certa ridondanza anche qui in Italia, che qualcosa si muova. Io, come dicevo, anche la commissione Covid qualcosa dovrebbe portare. E, diciamo, come sempre si allungano tantissimo, però la verità, o bene o male, arriva piano piano. E dobbiamo essere ascoltati, dobbiamo essere ascoltati anche noi come associazione in commissione, perché abbiamo fatto la richiesta e stiamo aspettando, perché anch'io e altri danneggiati vorremmo raccontare, perché devono ascoltare quello che abbiamo subito in questi anni, perché la gente deve rimanere, perché poi la cosa forte comunque della commissione è che poi resta tutto trascritto e quindi resta messo negli atti, e quindi c'è la possibilità un domani semmai anche di raccogliere e semmai anche di denunciare qualcuno di questi, come è successo in America che stanno facendo, e qualcuno semmai qua non si può avvalere del 5º emendamento, e vediamo di cosa si possono avvalere. Di facoltà di non parlare, ma io spererei che anche qua in Italia si facesse qualcosa di concreto, perché è giusto che si faccia chiarezza, perché qua ci sono persone che hanno perso la vita. Io ho perso la salute, la mia famiglia, non vado quest'estate, sono anni non vado in vacanza, i soldi che avevo racimolato in questi mesi di fatiche con la mia disabilità, e li ho dovuti investire non per cure, ma per adesso fare un ricorso, perché ho fatto domanda dell'indennizzo della legge 210/92 e praticamente sono stato rigettato e ho dovuto fare ricorso, perché non c'è studi nei soggetti come me, ma a quel tempo, quando era ora di studiare con le persone come me, non le avete volute studiare, le avete abbandonate, e adesso ci chiedete i studi, e questo sta succedendo a tutti i danneggiati
che stanno andando in commissione, stanno perdendo, devono fare ricorso, spendere migliaia di euro e aspettare e andare a un Ministero della Salute a dimostrare, quando dovrebbero essere loro a dimostrare a noi che non è stato quello, perché noi sappiamo benissimo che da quel giorno la nostra vita è cambiata. C'è una bella responsabilità da parte della classe politica nostra, no, che non è indifferente, e è anche per quello che forse cercano in tutti i modi di trovare degli scamotage per uscire, ma secondo me è stato incrinato e quindi di conseguenza per forza di cose la verità uscirà. E dovranno per forza fare anche loro marcia indietro. Esatto, infatti per quello a Milano l'11 settembre abbiamo fatto questo evento chiamato Il Cammino nella Luce, per onorare, per non dimenticare, per ricominciare. E quindi un evento nazionale a sostegno di tutti i danneggiati da vaccino, quindi non solo noi, quello del Covid, ma anche pediatrici e le vittime dei protocolli ospedalieri. Come abbiamo detto, ci sarà un gazebo in tutto il giorno alla stazione centrale Piazza Duca d'Aosta, convegno ore 14 fino alle ore 17:30 al Pirellone e poi alle ore 18 un corteo flash mob, tutti vestiti di bianco, perché dobbiamo onorare proprio chi è caduto e chi non c'è più e chi rimane. Siamo in 40 le associazioni aderenti e questa cosa qua fa pensare, perché siamo dimenticati, ma c'è gran parte della gente che vuole ricordare questo periodo buio che abbiamo passato, e qua ci vuole verità e giustizia per tutti. Sì, vorrei aggiungere che chi vuole maggiori informazioni c'è anche un contatto che è personeincammino@libero.it, quindi chi vuole... Sì, se no c'è anche il numero di telefono. No, c'è l'email. No, ma per contattare l'associazione, anche per chi vorrebbe contattare l'associazione, che semmai sentendo qua dice io mi sento che anch'io ho avuto degli effetti, non sto più bene dopo il vaccino, vorrei capire, ecco, noi siamo qua e diamo dei strumenti per capire se quella persona veramente sta avendo degli effetti avversi. Ci sono degli esami del sangue da fare, ci sono un screening che si può fare benissimo e si può capire se si sta avendo una reazione. Ecco, quindi vi do il numero di telefono se volete contattare. E qui questo evento ricordo molto a tutti gli ascoltatori che è partita da Persone in Cammino, aiutata dal Sindacato d'Azione e le Verità Nascoste e il Comitato di Scopo, quindi siamo una bella squadra. Dai il numero di telefono. Allora, il numero di telefono per contattare, per avere maggiori informazioni o aiutare chi ha avuto dei danni, 378 41 67 012, da lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18. Eventualmente, se non rispondiamo subito, mandate un messaggio. E poi se no andate nel sito www.personeincammino.it e lì troverete tutte le informazioni, anche il numero di telefono, come contattarci e anche come aiutarci con una donazione, perché ne abbiamo bisogno, siamo in tanti che abbiamo bisogno di pagarsi o la bolletta o la medicina, o c'è chi è lo sfratto della casa. Abbiamo salvato 2 persone dallo sfratto della casa, e questo devo solo ringraziare tutte le persone che ci donano. E posso dire anche che chi dona, se vuole venire a vedere il bilancio, noi possiamo mostrare il bilancio alle persone che ci donano, perché facciamo ogni anno il bilancio, fatto resoconto, tutto, che sia tutto in regola, perché è giusto che le persone che donano, è giusto che
che si vogliono che si sappia, vedere, certo. Che si sappia dove vanno i soldi. Ecco, io cerco di fare questa trasparenza perché nella pandemia ho visto certe cose che non mi sono piaciuti e ho visto e quindi ho cercato di fare un'associazione che porti le persone a fare una donazione e che capiscono che quella donazione va veramente a aiutare quella persona. E veramente abbiamo persone che abbiamo aiutato in questi anni che adesso, se hanno ancora un tetto o se hanno un po' di salute, è merito alle persone che hanno donato, e noi abbiamo fatto i tramiti e siamo riusciti a aiutarli. E Bene. questo ringrazio a tutte le persone che donano all'associazione. Perfetto, ascolta, sentiamo anche Carmen Amadio, Sì. che anche lei è infermiera, anche lei è stata, diciamo, non ha ceduto al ricatto. Carmen, ci sei? Sì, Eccoci qua. sì, ci sono Luciano, grazie infinite di questa opportunità e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 che in questa giornata di festa sono ad ascoltare una parte di dolore che non può essere dimenticato, che non sarà dimenticato finché le persone danneggiate da questa terapia non avranno giustizia e un po' di verità. Vedi, io ascoltavo Andrea e Paola e resto sempre commossa quando li sento perché sono la realtà storica rimasta sul terreno di una guerra che non hanno chiesto, non hanno voluto. Siamo stati vittime in questi anni di una falsità storica che al di là di un giro economico di soldi mostruosi che fa sentire tanti esseri umani come dei Giuda che meriterebbero solo la forca, hanno lasciato per terra invece tanti esseri umani. Tanti se ne sono andati ancora al tempo del Covid, però abbiamo ancora un mare di dolore che non può essere sotterrato da questi 4 politici venduti per 30 denari. Io, Luciano, fatico a volte a ricostruire il mio percorso storico perché, come ti avevo scritto, da madre di 3 figli maschi che sperava di dare a questa nostra Italia diciamo un futuro in cui credevo. Diciamo che tu eri anche per giunta nel settore, perché tu sei un'infermiera, esatto. Anzi, ecco, quindi eri proprio dentro e qua dispiace vedere che certi medici proprio invece non abbiano saputo portare avanti con dignità la loro professione. C'è una narrazione io credo diabolica e sicuramente molto studiata. Da un punto di vista psicologico possiamo dire che l'hanno studiata realmente bene, nel senso che ci hanno condizionato lentamente, come stanno facendo adesso, ad accettare una realtà che non ci apparteneva. Noi vivevamo già nell'autunno del 2019 una situazione di polmoniti bilaterali interstiziali come poi si sono riscontrate dal marzo del 2020. Erano delle polmoniti importanti che a fatica venivano anche curate, però si curavano con la terapia corretta. Cosa sono riusciti a fare? Sono riusciti a farci dimenticare quello che siamo come esseri umani, quella che è la nostra forza interiore, quella che è la nostra determinazione e la nostra anche identità storica, se vuoi, per farci finire in un mare di omertà, di bugie e di tanti pensieri che a forza di gettarteli in testa minuto per minuto, 24 ore su 24, con una televisione venduta, perché come ricordavi prima dove sono i giornalisti, cosa ha fatto? Sono stati tutti pagati, nel senso che purtroppo c'è già una realtà anche riscontrata, tangibile, ma che purtroppo la magistratura non va a verificare, per cui sono stati versati nelle tasche di giornalisti, di ordini professionali, di enti televisivi una marea di soldi per far sì che tutti mantenessero in piedi una narrazione preparata, che ha fatto sì che nel momento in cui un po' di verità usciva, tutte queste persone vendute per 30 denari si sono talmente vergognate che continuano a tenere la testa sotto la sabbia e anzi continuano a buttare ancora falsità su quello che non può più essere smentito.
Allora la realtà è che ci sono migliaia di persone danneggiate da questa terapia, come lo erano in parte anche dai danni pediatrici, anche questi nascosti, però con il Covid la vaccinazione ha praticamente toccato tutta la popolazione. Quindi è difficile, visto l'alto numero delle persone danneggiate, poterlo ancora nascondere. Perché lo fanno? Perché tutti cercano di pararsi il di dietro e soprattutto di parare il gruzzolo di soldi che si sono fatti sulla pelle. Certo. Sì? Sì, no, dicevo che hanno percepito il gruzzolo di soldi. Sì, li hanno percepiti e continuano probabilmente perché sono stati ricattati. Vedi, quando un essere umano diventa ricattabile, poi diventa difficile se ha un po' di dignità. Avrebbe bisogno un po' di cuore per dire ho sbagliato. Ecco, quella che è la parola che manca al cuore degli italiani adesso, soprattutto al cuore dei politici, è dire ho sbagliato, chiedo scusa e cerco di pagare l'errore che ho fatto. Vedi, è fondamentale che gli italiani vadano ad ascoltarsi le audizioni in commissione Covid, che si vadano ad ascoltare anche Conte, che è stato ministro all'epoca della pandemia e che con i suoi DPM ha distrutto l'economia italiana, ha distrutto le famiglie italiane, perché se andiamo a fare un esame di cosa è rimasto appunto sul suo terreno di guerra, abbiamo un'Italia distrutta da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista anche religioso, oltre che da un punto di vista economico, vero? Nel senso anche che siamo danni tutti alla psicologici alla popolazione, ai bambini soprattutto. Difatti questo lo vedremo. Vedi, come si diceva, i danni a lungo termine della somministrazione del Covid non si sapranno, non si sanno e li stiamo vedendo adesso. Quindi io credo che sia necessario che tutti gli italiani si facciano una domanda precisa. Cosa vogliamo che sia l'Italia del domani? Cosa vogliamo in realtà vedere nella società che si va costruendo? Un'Italia che ha ancora il coraggio, e dico il coraggio perché io lo chiamo così, è la forza del cuore, la capacità di entrare in connessione con te stesso e con quell'entità immensa che abbiamo dentro, cioè, quel Dio che è incarnato in noi ci fa capire quando siamo nel silenzio qual è la strada corretta da seguire. E adesso è il momento della riflessione, perché noi non possiamo dimenticare quello che siamo stati, quello che ci è successo. Dobbiamo farne un buon uso e cercare che la cosa non si ripeta. Dobbiamo costruire quel nuovo percorso, perché non dobbiamo ricadere nello stesso errore di farci dividere come è successo nel tempo del Covid. Avevate accennato prima alla distinzione tra Sivax e Novax. È stata una delle prime cose che io purtroppo ho percepito e sofferto. Da infermiera che si era un po' opposta, ho avuto il distanziamento anche nel posto di lavoro. Io tra l'altro un procedimento disciplinare che ho cercato di cancellare, perché penso che verità e giustizia siano altro da quello che questi ci raccontano. Quindi io credo che l'umanità debba, e soprattutto gli italiani, debbano riprendere in mano questo periodo storico, non dimenticarlo, analizzarlo, portare verità e giustizia per chi è ancora ferito per terra, e credo che lo Stato e il Ministero debbano farsi carico delle persone che hanno sofferto, perché vedi, sentire che sono dei semplici cittadini che cercano di fare della vigilanza attiva, di fare un supporto economico a altre persone danneggiate, altri feriti a terra, è vergognoso, e credo che ogni politico che ci ascolta e magari ci ascoltasse dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e dire in realtà io cosa posso fare, non il mio partito, perché tanto sappiamo che anche questi hanno poco potere, ma io come persona, e già questo sarebbe tanto, io come essere umano in questo preciso momento storico, cosa posso fare per dare una mano a quel mio fratello che è caduto, che probabilmente per una predisposizione genetica o per tutta una serie di motivi si trova ad avere dei danni avversi da vaccino Covid sul proprio corpo. Io cosa posso fare per rendergli meno faticosa quella vita?
Cioè non è possibile che una coppia come Andrea e Paola, che stavano predisponendo una loro famiglia diversa, che stavano progettando un figlio, debbano ritrovarsi adesso a farsi carico del dolore di tanti italiani. È inammissibile, è vergognoso, e io chiedo ai politici italiani di darsi una svegliata, di prendere in realtà in mano quel potere che hanno, perché ce l'hanno il potere, perché purtroppo chi ha potere oggi è proprio la politica, perché ha potere economico, ha potere di decisione. Perdono, io a volte mi infermo. No, guarda, perché non posso ammettere che dopo 5 anni noi siamo ancora qua a discutere di quello che doveva finire ancora a giugno del 2021, perché i morti li avevamo già a causa del vaccino. AstraZeneca è stato interrotto in seguito alle morti e agli eventi avversi che c'erano in Europa, eppure l'Italia è stata così geniale da riproporlo, e abbiamo avuto a giugno la morte di Camilla Canepa, una ragazza di 18 anni morta per trombi a livelli cerebrali. Quelle poche autopsie che hanno fatto hanno evidenziato che i vaccini Covid non hanno salvato il mondo, anzi probabilmente lo hanno devastato, e non abbiamo il coraggio di dire basta. Cioè, mi chiedo dove dobbiamo toccare il fondo per cominciare a rialzarci, a risvegliarci, a riprenderci per mano, che è il nome della nostra associazione Persone in Cammino, perché questo siamo. Se non ci rendiamo conto che siamo esseri umani fragili, che solo uniti possono sconfiggere il male del mondo, non abbiamo capito niente. Guarda, mi associo pienamente, perché una buona parte di persone cerca di curare sempre il proprio orticello, ma non si rende conto che poi quando arriva il deserto porta via tutto. E porta via anche il tuo tranquillamente, anche se te lo sei ben curato. E quello che mi rammarica maggiormente è che usiamo il termine demoni, perché chi ha progettato tutto questo sono dei demoni, non sono persone. Però volevo aggiungere una cosa: noi esseri umani non vogliamo la vendetta. Noi abbiamo bisogno di giustizia, perché è quella che poi ci può rasserenare e portare avanti e superare anche le difficoltà. Comunque è anche vero che lo Stato si deve far carico di questo, perché i danneggiati ci sono, gli errori sono stati fatti e non possono nasconderli. I politici, ecco, un'altra fregatura anche lì, dico io, il sistema politico, una volta il politico era molto più presente sul territorio, adesso sono, diciamo, le segreterie che decidono. Arrivare alla segreteria a volte è ostico, diciamo, ma non dobbiamo mollare, dobbiamo anzi, come hai detto tu giustamente, cercare di riunirci, di fare corpo unico, perché è l'unico sistema se vogliamo continuare. E mi dispiace certo, proprio. Assolutamente sì, perché vedi, la realtà è la verità che il Covid si poteva curare. Io come infermiera te lo porto come testimonianza, perché io lavoravo a marzo del 2020, quando gli ospedali sono stati chiusi, quando un decreto ha praticamente invitato tutti i medici di base, che erano il nostro collegamento con la salute. Quando noi stiamo male, a chi facciamo riferimento? Al medico di base. Ecco, come fare perché tu non sappia più a chi rivolgerti, e dire a tutti i 50.000 medici di base: chiudetevi dentro, non andate più a visitare i pazienti perché siete a rischio, e qualche medico che purtroppo è rimasto sul campo lo ha anche poi evidenziato di più. Quindi non andate a visitare i pazienti, rispondete che come trattamento principale in caso di appunto febbre causata da una forma influenzale come il Covid portava, che la SARS portava, era la tachipirina e vigile attesa. Ed è già stato dimostrato che purtroppo la tachipirina ha mascherato i sintomi, perché se la febbre è uno dei primi sintomi che ti dice che qualcosa non funziona nel corpo, e io invito gli italiani a rifarsi delle domande, perché veramente io credo di vedere gente lobotomizzata in giro, oppure che ha cancellato una parte della sua memoria storica, perché se tu mi abbassi la temperatura,
però nel mio corpo la situazione infiammatoria continua ad andare avanti, è chiaro che il corpo cerca in qualche modo di salvaguardare. Noi dobbiamo ricordarci che il corpo nostro, Dio ce l'ha dato anche perfetto, nel senso che abbiamo dei sistemi che funzionano quando qualcosa si sregola. Allora la febbre è uno dei primi sintomi che ti vengono per dirti guarda, fai attenzione, c'è qualcosa che non va. Se tu me lo togli come sintomo non è che io poi guarisco sotto, l'evoluzione della patologia va avanti, infatti il quadro fiammatorio evolveva fino alla situazione di non ritorno, ed era quella situazione di cascate appunto delle citochine, per cui il quadro infiammatorio diventava così imponente che il corpo comunque cercava di salvaguardare, e tu ti ritrovavi praticamente in ospedale in una situazione di devastazione fisica e anche organica importante. Ai medici che ti vedevano non rimaneva che tentare di metterti una flebo in vena, e spesso non ci riuscivano perché c'erano già dei coaguli presenti, e questa era la situazione dei pazienti che arrivavano in ospedale dopo almeno 10-15 giorni a casa di terrore, di paura, in tachipirina. Chiamavano l'ambulanza che spesso arrivava con ore di ritardo, quando ricoverava quel paziente era troppo tardi. Quello che io come infermiera, con quello che i medici di terapie domiciliari, i medici di Ippocrate.org per tutto il 2020 hanno cercato di dire al Ministero della Salute e a tutti gli organi competenti era: fate attenzione perché i pazienti arrivano troppo tardi, il protocollo tachipirina e vigile attesa è un errore, porta i pazienti in una situazione di non ritorno. Ecco la causa delle migliaia di morti, che poi sappiamo benissimo non tutti collegati al Covid, però lasciamo scorrere anche questo. Cosa ha portato questo? A far crollare anche il sistema sanitario, che comunque era già stato bloccato. La mancanza di investimenti nella sanità, la mancanza di medici nelle corsie, l'apertura di marei di reparti Covid, la mancanza di respiratori, il dover scegliere quale paziente far vivere, l'arrivare in una situazione di emergenza completamente destabilizzato. Ecco perché tu dici: ma come mai i medici non hanno capito? Erano in una bolla di follia e di paura, e hanno cercato in tutti i modi, con le poche energie che avevano, di salvare il salvabile. Quando ci sono state le autopsie fatte di nascosto in qualche struttura, ci si è resi conto che quella era una polmonite che sicuramente non andava curata con tachipirina, anzi. Ecco perché il sistema sanitario doveva svegliarsi per primo, però era troppo preso dall'emergenza, parola che è nata nel 2020 perché non ne siamo più usciti, ricordo, da quell'emergenza. Allora ci siamo ritrovati con i morti in ospedale, una devastazione sociale, le RSA chiuse, gli anziani abbandonati a se stessi, buona parte, ricordiamo, perché lo ricordo, dei sanitari che si opponevano a questo sistema sono stati sospesi, quindi con ulteriore defiance del sistema sanitario. Sono stati tantissimi, e io i numeri li vorrei che fossero controllati, capisci? Non è un singolo cittadino che deve fare questo. Lo Stato ci deve dire, e il Ministero della Salute, quanti erano i medici sospesi nel tempo del Covid, quanti erano i medici che si erano opposti, quanti erano quei medici che hanno salvato, perché ti dico che con terapie domiciliari e Ippocrate.org sono stati salvati migliaia di italiani. Io, semplice infermiera, rispondevo al telefono, perché poi cominciavano ad oppormi a questo sistema, cominciando a chiedere ai medici che curavano: ma qual è, perché così funziona la scienza. Tu hai una patologia e ti chiedi qual è la prognosi, quali sono i sintomi, com'è l'evoluzione di questa patologia. Allora i medici che sono andati a casa a visitare i pazienti l'hanno riconosciuta subito, perché i medici di base esperti sapevano, ma dovevano ascoltarli questi pazienti, dovevano ascoltare i loro polmoni. Impedire ai medici di andare a casa ad ascoltare i pazienti ha fatto sì che avessimo quella marea di persone gravi che sono arrivate poi in ospedale e hanno intasato le varie sale, quindi. E che hanno intasato, e quindi poi è stato un sistema a catena, è proprio stato un buttar giù da un monte, una specie di valanga che è aumentata
progressivamente scendendo a valle, hai capito? Poi c'è stato l'intasamento delle celle mortuarie, cioè c'è stato tutto che ha fatto sì che l'Italia e gli italiani fossero in una morsa di terrore e di paura. E che cos'è arrivato per salvare tutto questo? Un famigerato farmaco che il Papa stesso ha detto salvatore e l'ha promosso, io ricordo sempre, nel Natale del 2021 come il nuovo Messia, cioè una vergogna, Sì, era tutto una programmato. vergogna della nostra Chiesa. Una Chiesa non doveva chiudere le porte, perché i lebbrosi a suo tempo venivano curati dai missionari. Io ho fatto un po' di Africa e andavamo a trovarli i lebbrosi, non li allontanavamo, capisci? La Chiesa andava lasciata aperta perché in una situazione di paura l'uomo ha bisogno di un rifugio sicuro e anche la Chiesa lo era. Quindi ci sono state una serie di coincidenze, che non sono coincidenze perché la cosa è stata studiata a tavolino e adesso con un po' di calma, se si vuole riflettere, si srotola e il puzzle si completa. Ci rendiamo conto che ne siamo stati vittime di poteri ben più forti, come dici tu, sono demoniaci, sono sicuramente umani che si sono venduti per 4 denari e probabilmente, come dicevamo, Giuda non è mai morto e hanno lasciato tutto questo dolore, per cui io nelle piazze ho cominciato a conoscere i familiari che avevano dei danneggiati da vaccino ancora a marzo del 21, qualche medico aveva anche provato a dire ancora a marzo del 20 ci sono delle cure, sono stati tutti silenziati perché la narrativa doveva andare così come è andata. E sentire un Conte che in commissione Covid mi dice ma se pensate che ci siano dei danneggiati create un fondo, come se questo riparasse da tutto il dolore che quest'uomo infame ha provocato alla nostra Italia, forse ha capito male, perché come diceva Andrea, non ci fermeremo. In commissione certo, diceva che non sapeva nulla dell'attacchi Pirina e Vigile Attesa, se non vado errato. Ti dirò che il ministro Speranza io lo vedo come un omuncolo messo lì e pagherà probabilmente per altri. E invece sono gli anelli della catena che possono essere tranquillamente abbandonati. Qualcuno dovrà essere regalato alla plebe, capisci? C'è sempre stato un Giuda, c'è sempre stato, qualcuno deve pagare. Speranza, io credo sarà uno di quei poveri piccoli uomini che si sono visti portare agli oneri, agli onori in brevissimo e si è fatto abbindolare dal senso del potere. Questo non lo perdona, non lo scagiona. Quello che adesso ci vuole è appunto il gesto di coraggio per invece prendere in mano la situazione che è rimasta, andare a raccogliere i feriti. In ogni guerra c'è un esercito che va a raccogliere i feriti. Dov'è la Croce Rossa adesso che va a raccogliere i migranti sulle spiagge? Io ti dico, ho fatto Africa, per cui non sono sicuramente una persona, però se andiamo a analizzare anche la storia dei migranti ha molto di programmato. Io credo che ogni essere umano debba vivere nel posto dove è nato, cercando di rendere migliore quel posto, in quel percorso di cammino che la vita gli ha concesso. Sì. Quindi non sono sicuramente razzista, però tutto ciò che destabilizza l'equilibrio di un paese va analizzato, va studiato, va curato e va sistemato. E loro dividono, ci vogliono proprio dividere per imperare alla grande. Assolutamente sì, quello è il sistema, perché tu capisci che quando dividi l'essere umano, tutto il genere umano, appartenente a qualsiasi colore, specie, razza, religione, etnia, mettici gender, io non ho nessun tipo di problema, però quando tu lo dividi già l'hai reso più povero e quindi diventa più pilotabile, più controllabile, più lo direzioni da una parte e dall'altra. Io in questi 6 anni mi sento come una foglia, Carmen, una foglia al vento sbattuta. Carmen, un attimo, perché fra poco mi parte la pubblicità che non posso bloccare. Però nel perdonami figurati, faccio tempo a leggere un messaggio qui di Mariano De Mattia, dice: un grazie infinito alla collega Carmen che restituisce all'umanità sepolta la sacrosanta visibilità e chi ancora ci crede l'onore di essere operatori sanitari.
consapevoli. Dice: ti voglio bene, Mariano da De Mattia. 16 Grazie, secondi. Mariano. 16 secondi. Un caro fratello conosciuto nelle prime piazze che avevamo fatto. Io amo quest'uomo. Bene, E 5 colleghi secondi come noi. e poi alla pubblicità. State qui, pubblicità. Bene, è terminata anche la pubblicità, siamo qui sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Siamo sempre collegati telefonicamente con Andrea Sillo, che è presidente dell'Associazione Persone in Cammino, ricordo persona danneggiata da vaccino, poi assieme a Paola Dalle Rive, che è segretaria dell'Associazione Persone in Cammino, nonché sua compagna o consorte, scusatemi, e poi abbiamo anche Carmen Amadio, che è un'infermiera, 40 anni di lavoro, che non ha ceduto, diciamo, ai ricatti e che è rimasta fedele, diciamo, e ferma sui i principi appunto della medicina, volevo dire, nel senso che di Ippocrate, ecco, mi sfuggiva, scusate, ecco, volevo dire... Sai che cos'è, Luciano? La differenza tra, e non è un giudizio, tra l'essere umano di una certa età, cioè tipo della mia, perché effettivamente quello che lo Stato ha riscontrato è che i cinquantenni, e difatti sono quelli stati anche puniti al tempo del Covid perché non volevano, al tempo della vaccinazione perché non volevano vaccinarsi. Noi siamo i figli di un'epoca che arriva dai padri usciti un po' dal tempo della guerra, cioè nati dalla terra, che avevano il contatto con quelle che sono le vere esigenze e ci hanno trasmesso a noi figli 50 e 60 anni il valore delle cose, perché quando tu le cose le perdi, cosa che questa società invece non quelle di questi ultimi anni non riconoscono, è il rendersi conto che noi possiamo perdere delle cose, dei valori. I nostri genitori che uscivano dai padri che erano stati in guerra si erano resi conto che la vita può essere persa, il diritto alla democrazia può essere perso, il diritto di libertà può essere perso e noi siamo i figli, diciamo, della rinascita economica, per cui mio padre e mia madre mi facevano dare il valore di un pennarello che io poi crescendo ritenevo esagerato, ma mi hanno insegnato una cosa, mi hanno insegnato sempre a dare valore a ogni essere umano, a dare valore ad ogni parola che esce dalla bocca di un essere umano, a dare valore alle cose, alla terra, a riflettere e a farmi 100.000 domande. Io mi sono fatta delle domande perché dopo 40 anni di lavoro in ospedale, renderti conto che tutto crolla improvvisamente e tutto quello che era diciamo scienza e ragionamento è stata incapsulata in una bolla folle che una politica malata ha messo in atto, mi ha lasciato veramente scossa e perplessa. Quello che io dico, finché tu per questioni economiche mi porti via diciamo la terra, qualcosa, per di fallimenti, cose varie, ci siamo finiti dentro un po' tutti, mi porti via la casa, mi riduci un po' però quando tu mi porti via la mia vita, la mia libertà di scegliere, mi privi di quello che è il mio diritto fondamentale che è la vita, allora la gente come me si ribella e si fa due domande, e se a quelle domande tu non trovi una risposta e la cerchi perché nella tua natura è una risposta, ci deve essere, e questo gli italiani devono ricordare, l'essere umano deve ricordare che c'è sempre una risposta alle domande che ti fai e far finta di non sentirle, come a me è stato detto in quegli anni del 2020, ma perché ti fai tante domande, ma fai come fanno tutti, ma vatti a nascondere come hanno fatto altri colleghi o gente che si è nascosta per non farsi vaccinare e ha trovato altre scuse o altri motivi. Mi è stato detto, ma perché ti esponi? Allora io mi sono esposta perché sono una persona che crede, perché come madre che sa qual è il sacrificio del mettere al mondo dei figli, sa qual è la responsabilità di lasciare ai figli un mondo migliore di quello che hai trovato, sa qual è l'importanza dell'unica cosa che mi è stata data, che è la vita e il mio corpo.
io non sono riuscita a piegarmi e non sono riuscita a fermarmi. Non mi fermo neanche ancora adesso, passato questo tempo. Io sono diventata vicepresidente dell'Associazione Persone in Cammino perché ho conosciuto Andrea in una piazza nel 2022, quando raccoglievo le firme per una petizione popolare che ho portato in Parlamento insieme ad Andrea e che in specifico citava e ricordava ai nostri politici quello che già la Costituzione aveva sancito, cioè il diritto all'inviolabilità del corpo, e chiedevamo che l'OMS non prendesse potere su quelli che erano i poteri politici e di scelta di uno Stato come quello italiano. Chiedevamo anche che ci fosse una prescrizione medica per ogni vaccino e chiedevamo soprattutto che non ci dovesse essere l'esclusione dalla vita sociale e dalla vita economica del proprio paese per sottostare ad un trattamento come quello vaccinale che non aveva nessuna fondatezza scientifica. Adesso la verità ci dà anche ragione di questo. In realtà però la situazione è rimasta invariata, se vuoi, da quel punto di vista, perché praticamente la gente che è stata sospesa al tempo perché si è opposta ha pagato con la propria pelle, ha pagato momenti di fame e di difficoltà economica, oltre che di insulti e vessazioni da parte di quelli che si consideravano le persone che avevano asservito alle scelte di questo Stato. Per cui io dico, non fermiamoci, continuiamo a rimanere saldi perché la verità ci sta dando ragione, anche se la magistratura non sta aprendo quelle maledette porte delle magistrature, ecco, per far entrare quelle indagini che sono già tutte sui loro tavoli. Cioè noi abbiamo tutto in mano, capisci? Quello che mi sorprende, Luciano, è che la verità c'è, che tutti ti hanno detto che qualcosa non è andato bene, ci sono delle verità importanti. Allora mi chiedo, su quale base facciamo ancora soffrire queste persone danneggiate, perché non c'è nessun ospedale che prende in carico, nessun medico che abbia il coraggio di prendere in carico questi pazienti e di farne uno studio, perché è chiaro che è una cosa nuova. Come è stato detto ad Andrea, non gli possono riconoscere il nesso di correlazione perché non ci sono studi che evidenziano la cosa. Allora io dico, o siamo scemi, cioè per fare degli studi questi ragazzi si sono già resi disponibili al Ministero della Salute quando ci siamo andati, anche a trasmissioni come Fuori del Coro che hanno una sua visibilità. Loro hanno detto, voi avete il nostro corpo danneggiato, prendetelo in mano, studiatelo e dateci una cura. Stanno solo chiedendo questo, come dici tu, non chiediamo vendetta, chiediamo giustizia e verità, e per i giorni che ci rimangono il diritto ad una vita serena e tranquilla. Io credo che ogni italiano danneggiato lo meriti, perché comunque, voglio ricordarlo, ha obbedito, si è sottoposto a quel trattamento che loro dicevano salvifico e che in teoria doveva salvare gli altri, mentre già era dichiarato, prima che fosse imposto l'obbligo ai sanitari, che questo trattamento non salvaguardava dalla trasmissione del virus, cioè io vaccinato non salvavo un altro vaccinato, al massimo salvavo me stesso da un Covid un attimo più pesante, e anche questo poi è da valutare. Quindi le verità ci sono tutte, le sappiamo noi, le sanno una miriade di altre persone. Mi chiedo perché la magistratura, e qua mi volgo ai magistrati, Cristo santo, un cuore non lo avete più per poter dire mi prendo io carico di questa cosa. Ogni essere umano deve prendersi carico nella propria potenzialità e capacità, 1 per divulgare, 2 per aiutare e 3 per non dimenticare, e poi 4 per aiutare, perché come diceva Andrea, noi singoli cittadini di un'associazione di 250 associati stiamo dando una mano a famiglie che non hanno più la capacità di avere un sostentamento economico, perché voglio ricordare che i danneggiati sono andati dai semplici rash cutanei a paralisi importanti, a ictus importanti, a situazioni di invalidità al 100%, che hanno portato decine e decine di ragazzi ad essere in carrozzina, ed erano ragazzi che lavoravano, che sapevano gestire la loro economia e che portavano avanti in maniera onorevole una famiglia in Italia. Allora, anche questo lo Stato si sta dimenticando.
occupandosi, come ripeto, di migranti sulle spiagge, che ha centinaia di famiglie italiane alla fame per colpa di una somministrazione di un farmaco. Allora non è che lo Stato cioè lo Stato non ha scuse perché le sta nascondendo queste cose, non è che fa finta che non esistano, le sta proprio coprendo con un ulteriore mare di omertà e di falsità. Mi chiedo se questi italiani che hanno il potere per farlo non si ricordino più dei loro genitori e del sacrificio che gli avi hanno fatto per rendere questo paese libero e democratico come l'abbiamo conosciuto. Perciò io credo che un gesto di coraggio, di umiltà e di onestà ogni italiano lo debba fare in questo momento per il potere, le capacità e le potenzialità che ha, per ridare giustizia e dignità a un paese sconvolto. Guarda, questo sarebbe un nuovo risorgimento per noi italiani, arrivare a questo, perché ciò certo. porterebbe sicuramente, gioverebbe a tutti noi. Questo lo porta, Luciano, se ognuno di noi fa quello che può. Io sentirmi dire non sono io che lo devo fare, mi viene il vomito. Cioè quando io incontro dei medici che riconoscono i danneggiati e mi dicono non sono io che lo devo riconoscere, io posso solo dire vergognati come uomo, come medico e come professionista, perché chi ha riconosciuto un danno moralmente lo deve scrivere, perché tutto questo mare di omertà ha fatto sì che il popolo italiano fosse diviso in due sponde, in quelli che stanno male e hanno capito, e nel 90% degli italiani che qualcosa hanno capito, che non lo vogliono capire, che non andranno ad indagare se i danni che hanno subito dopo la vaccinazione, perché io ti dico che sono migliaia le persone che soffrono dopo la vaccinazione, che si sentono più deboli, più fragili, che si ammalano più frequentemente, che non riescono più ad avere un sistema immunitario che funzioni, che hanno problemi intestinali, che hanno problemi di circolazione, che hanno problemi di tipo epidermico, che è quello alla fine più leggero, che sono diventati degli allergici, degli intolleranti, che fanno più fatica e si sentono più stanchi. Cioè tutte queste sono persone danneggiate dalla somministrazione di questo farmaco, che ha causato nel sistema immunitario una defiance, lo sta rendendo rispondente solo alla produzione di anticorpi contro la SARS, contro questo farmaco mostruoso che gli è stato iniettato. Allora io lancio un appello in questo momento qua alla gente che si sente più stanca e affaticata: si faccia 2 esami del sangue per verificare se anche in lui il sistema immunitario è bloccato. Vivono continuamente in uno stato infiammatorio che in una maniera o nell'altra li porta ad essere continuamente malaticci. Ecco, questa è la situazione della metà degli italiani dopo la somministrazione della vaccinazione. Allora anche qua ci vuole un po' di onestà, di umiltà e di coraggio, perché alla fine purtroppo siamo finiti tutti dentro in una maniera o nell'altra in questo calderone che ci ha resi così molto più poveri, impotenti e fragili. Ma se ognuno di noi riprende in mano la propria vita, il proprio coraggio e riesce per quello che può a dare supporto, io credo che ci sia la rinascita. Io sono sicuro che ci siamo in questo risorgimento, però dobbiamo esserne convinti prima di tutto noi, come semplici cittadini. Dopo il resto viene da solo. Certo, dobbiamo fare corpo, c'è poco da fare, perché tanti, come dicevo prima, non è che dobbiamo pensare solo a noi, dobbiamo pensare anche alle generazioni future, dobbiamo pensare ai nipoti, pronipoti, a quelli che arriveranno o quelli che sono già qui. Certo. Assolutamente. Io posso dire che mia mamma mi ha detto: Andrea, io ho fatto un figlio sano e lo Stato mi ha rovinato il figlio. Questo è brutto, vedere un genitore che ha visto crescere un figlio sano, le ha cercato sempre di dire fai le cose, mangia sano, cerca di comportarti bene, e dopo ti ritrovi in queste condizioni e lo Stato ti abbandona anche. E vedi la tua madre che sei grande e dovrebbe essere di gioire per le tue cose che fai familiari, che ti succede per la tua professione di lavoro, per quello che no,
è là che soffre e mi continua a chiamare per sapere come sto, perché vedendomi in queste condizioni. Questo è il brutto che ha portato anche a noi danneggiati, le nostre famiglie, i nostri genitori che ci hanno visto sani e adesso ci vedono in queste condizioni. Mia madre non si è vaccinata, quando ho cominciato a stare male gli ho detto: mamma, fermati, perché stava andando a vaccinarsi anche lei, si è fermata e mia mamma sta bene, non ha avuto nessun problema, non ha avuto il Covid, è una donna che adesso sta bene. Ecco, la differenza tra me, pensa. Sai cosa mi rammarica, anzi, senti, cosa mi rammarica di più? Perché posso capire i politici sono a Roma, vivono in un altro livello, hanno altre cose, però diciamo noi nei nostri comuni il sindaco è responsabile della salute pubblica, ma io dico, possibile che ci sarà forse qualche sindaco che prende a cuore certe cose? Zulmski diciamo è stato uno di quelli effettivamente, ma dico, ma in tutta Italia è possibile che i sindaci non possano fare qualcosa per la salute pubblica? No, sai cosa fanno? Cosa fanno i sindaci? Fanno il dispensabile che è dentro quello che è nei loro compiti da sindaco, come ti dicono c'è l'assistente sociale, ti diamo quel servizio lì, ma non è che viene a capire il tuo problema che stai vivendo da danneggiato. Ti dai strumenti come uno ammalato e se rientri in quei strumenti li prendi, se no amen anche. No, ma dicevo, se la comunità è coesa nei confronti del sindaco, il sindaco diciamo viene eletto dalla comunità, i nostri politici vengono diciamo fra virgolette eletti dalle segreterie di vari partiti, ma il sindaco diciamo è eletto dalla comunità. Ma qua sono stati, secondo me siamo stati cioè anche i sindaci, anche ci sono stati quelli che hanno creduto e si sentono fregati, perché io vi ricordo agli ascoltatori che quando io ho incontrato Speranza, lui quando gli ho parlato del mio danno, mi ha detto: hai firmato? Quindi dovete capire, lì ho capito la fregatura che ho preso. Certo. La fregatura che ho preso, perché un politico, soprattutto in quel momento ex ministro della salute, invece di dirmi no, aspetta che ti trovo un ospedale e ti aiuto e vengo incontro a capire cosa ti è successo, no, mi ha risposto: hai firmato e non sono un medico. Hai firmato e non sono un medico. Ma non avete capito, italiani, cosa ci hanno fatto? Ci hanno fatto firmare un consenso disinformato, perché non c'era niente di informato, perché c'era solo l'analisi, e questo lo abbiamo tutti noi danneggiati, abbiamo solo l'analisi di come stavamo in quel momento e basta, e dovevamo firmare. Non c'è il foglio del bugiardino di quel vaccino che facevi, in cui dovevano dirti lì cosa ti poteva anche succedere di infetti indesiderati, perché come mi ha risposto sempre Speranza, mi ha detto: guarda che anche con l'aspirina si possono avere le reazioni. Ma allora sull'aspirina vanno bene, però sui danni da vaccino bisogna nasconderli. È questo che mi dà rabbia a me, perché se ci sono anche nei farmaci queste reazioni, perché allora dire è stato detto subito no, questo vaccino sicuro, efficace, in cui perfino Papa Francesco ha portato come un dio questo vaccino, e ha portato milioni di fedeli a vaccinarsi. Erano gli influencer che servivano. Esatto, ma dico io adesso Papa sarà là, anche lui farà i conti lassù, perché come poteva dire queste cose se nessuno sapeva? Cioè, questo è venuto fuori adesso, che non si sapeva gli effetti avversi, se non che dopo 6 mesi dall'inoculazione, e loro i primi, appena che lo hanno messo in commercio, hanno detto sicuro e efficace, ricordatevi italiani questa parola,
sicuro e efficace, e invece hanno portato che adesso io sono così, ma quante persone sono che non si svegliano più e vanno a letto e a mattina adesso è morto ieri da provincia di Padova un sportivo, era 47 anni, portiere di calcio, aveva un po' di febbre, è andato a letto, suo padre è andato a vedere come stava e l'ha trovato morto. È normale. Io ho 48 anni, nella mia vita fino a prima della pandemia ho visto qualche morto di arresto cardiaco, ma una cosa così io non l'avevo mai vista. Cioè basta aprire e guardare sui social e vedi subito una marea di giornaliera di persone per tumori, morti improvvise, amici miei che sono morti per tumori e che ho perso, e io dico tutto questo, ma se noi italiani non facciamo qualcosa, cosa vogliamo aspettarci da questi politici che ci vengono a dire che abbiamo firmato, che sono cavoli nostri? Cosa vogliamo pretendere? Dobbiamo fare noi la voce, e chiedo questo agli italiani di venire con noi, fare voce per noi, perché quello che viene aiutato a noi sarà un futuro per gli altri. È questo che noi vogliamo creare qualcosa che sia un futuro non con i disabili, ma con persone sane, e con i nostri nipoti, con i nostri pronipoti, con i bambini sani. Caro Andrea, c'è una cosa qua che mi chiedono anche: questo evento che si terrà appunto a Milano, per chi non può muoversi, c'è la possibilità di seguirlo su qualche canale telematico oppure Sì, adesso prima dell'evento verrà fatta una comunicazione in cui verrà messo il link, lo troverete nel sito dell'associazione www.personecammino.it, se no nelle nostre pagine Facebook, Instagram, TikTok, social, che metteremo il link, perché sì, il convegno verrà visto in diretta. Il convegno. Mentre per quanto riguarda il flash mob, io inviterei a tutti di essere partecipi, soprattutto nelle zone più vicine, a farci forza. Chi è di Milano, che semmai di vicino, che venga lì a sostenerci, una maglietta, vestito di bianco, non deve dire niente, anche delle volte basta un gesto per fare la forza, non serve fare cose eclatanti, basta un piccolo gesto, anche venire lì e dire sono con voi, basta. E sarà presente anche altre associazioni che metteranno comunque informazioni sull'evento, però quello che a noi ci piacerebbe molto è quello che ci fosse gente a accompagnarci nelle flash mob, perché qui dobbiamo far vedere alla popolazione italiana che ci siamo, che c'è anche gente che ha perso per i protocolli da Covid e tutto il resto, e dobbiamo salvare anche i bambini. I bambini sono il nostro futuro, i bambini che andranno a vaccinarsi, perché le famiglie sono convinte, sono nate con questo sistema di andare a vaccinare. Noi adulti abbiamo capito che invece ci vuole informazione corretta, ci vuole anche a sapere come muoversi, perché ho appena saputo una notizia di una famiglia che ha vaccinato la sua bambina di 2 mesi, è rimasta paralizzata e adesso non sa più cosa fare e credeva nei vaccini. E queste ne sentiamo tante famiglie. Questa cosa qua è bruttissima. E io, per esempio, da danneggiato da Covid, non sapevo che anche i vaccini pediatrici potevano far accadere qualcosa di reazione. L'ho scoperto in questi anni perché mi sono venute tante famiglie a dire mio figlio è danneggiato col vaccino pediatrico,
Guarda, preparati perché sarà una lotta di riconoscimento del danno, che è una lotta di salute e economica, e ti sfinerà anche la famiglia. Sì, basta vedere anche i casi sono famiglie che hanno 10 anni di percorso e migliaia di euro di spese legali per far riconoscere il figlio che gli è venuto il danno dopo il vaccino pediatrico. E pensa a me che adesso che ho tutti i danneggiati che non ci vengono riconosciuti e dobbiamo andare al ministero, questi ancora vogliono tenere nascosto e quindi faranno di tutto, e soprattutto c'è una legge che si chiama la legge 210/92, che è una legge che è stata applicata nel 1948 dopo la seconda guerra mondiale, poi è stata utilizzata per i vaccini pediatrici e adesso è stata utilizzata per i vaccini Covid, però noi non siamo vittime di guerra, anche se è stata una guerra questa per noi, perché siamo adesso mutilati come da guerra, però non abbiamo le patologie come aver perso una gamba, un occhio, un braccio da un'esplosione. Noi abbiamo un sistema immunitario distrutto, abbiamo un cuore che non è più sano, abbiamo problemi neurologici che ci portano a avere 1000 sintomi giornalieri di dolori, e quindi conviverci giornalmente e diventa fatica, e quindi ecco questo. È questo. Carmen? Sì, sai cosa chiedo anche che venga in quell'evento dell'11 settembre? Tutti quei giornalisti che si sono nascosti in tutti questi anni, cioè noi avevamo fatto piazze con terapie domiciliari anche di 50.000 persone ancora nel 2021 per dire che le terapie esistevano. Non c'è stato un solo giornale che ci abbia, e un solo telegiornale che ci abbia dato spazio. Io ero all'epoca di Trieste, il 17 ottobre del 2021, presente in quella piazza. Ho vissuto quella settimana di possibile rinascita di un cuore italiano, ecco, di un cuore italiano. Credo questo noi dobbiamo far rinascere, quel cuore coperto dalla cenere di anni di bugie e di cose non narrate. Anche in quel tempo i giornalisti e i giornali e le TV hanno fatto vedere solo quello che hanno voluto. Noi che eravamo lì a Trieste abbiamo visto far portare dai furgoni della polizia dei ragazzi scapestrati che sono poi stati ripresi e mandati in TV per far vedere non la parte vera del popolo italiano, ma quella parte finta per dire che tutto era comunque compromesso e infiltrato e non c'era verità. Allora quello che dobbiamo capire e che vogliamo dire è che noi siamo il cuore vero dell'Italia e degli italiani. La gente semplice e comune è vera. Stiamo portando solo verità e stiamo solo chiedendo quel diritto che per Costituzione ci è stato dato nascendo in Italia, che è quello della libertà di scelta, ma soprattutto del diritto di essere curati, che anche questo sembra essere dimenticato, cioè non si capisce perché della gente che sta male non può essere vista. Questo noi avevamo chiesto in Regione Veneto quando attraverso il dottor Szumski abbiamo portato la mozione per l'istituzione degli ambulatori. Non volevamo portare via soldi che comunque vengono spesi inutilmente alla sanità veneta, a cui compete il diritto di prendere in mano questa cosa. Chiedevamo degli ambulatori dedicati e una vigilanza attiva, perché quello che manca in queste situazioni come nei danni pediatrici è un controllo che la legge richiede che ci sia, perché non è che le leggi non ci sono, nel senso che anche la legge Lorenzin chiedeva di essere rivista dopo 3 anni, di prendere in carico le situazioni e valutare se la cosa è stata fatta bene oppure no. Tutto questo è stato smentito, cioè noi stiamo vivendo in una realtà distopica dove chiunque ti racconta la sua verità, i cadaveri rimangono e i feriti rimangono a terra
terra e nessuno li raccoglie. Allora avevamo chiesto alla Regione Veneto l'istituzione di ambulatori dedicati per lo studio, per la cura, per poter fare quegli studi scientifici in modo che poi, arrivati in commissione CMO, dove dovevano essere riconosciuti, ci fossero degli studi. Cioè tu capisci che il singolo cittadino o un gruppetto di cittadini quali noi siamo non possiamo risolvere i problemi che uno Stato ha istituito e piantato. Ci sono dei responsabili che vengano riconosciuti, che paghino loro, e che i ragazzi e le persone che stanno male per le somministrazioni di terapia o farmaci vengano presi in carico, studiati, e possibilmente si eviti che la cosa si ripeta nelle generazioni future. Non chiedevamo tanto. Cosa è successo? Che quando si è trattato di votare questa mozione, i consiglieri che comunque avevamo incontrato, perché non è che noi siamo cittadini sprovveduti, abbiamo cercato di parlare con istituzioni dal 2021, dal 2022, nel 2023, nel 2024 siamo stati al Ministero della Salute. Abbiamo cercato di parlare con politici, con istituzioni, con dirigenze. Ci dicono tutti sì, hai ragione, sì, qualcosa non ha funzionato, sì, potremmo fare. Quando siamo arrivati in regione, quando quella mozione è stata votata, anche quei politici, per quello ti dico che il potere è molto più alto, che ci avevano detto sì, vi appoggio, si sono astenuti o non si sono presentati in Consiglio regionale per votare la mozione di istituzione di ambulatori, e hanno detto che così si distraevano delle cifre alla sanità. È una bugia totale, perché prendere in carico delle persone che stanno male vuol dire prevenire danni ulteriori e quindi successivi persone che saranno a carico del sistema sanitario e anche del sistema previdenziale, perché se tu calcoli che tutti i nostri ragazzi, i 3/4 non lavorano più, quindi sono comunque a carico della società, se invece ricurassimo magari... E fermo accessi al pronto soccorso? Certo. È giusto, perché continuano ad avere accessi negli ospedali, anche impropri, perché se ci fosse una struttura che li studia, magari potremmo anche curarli. Chi si deve occupare di questo? Chiedo agli italiani. Me lo chiedo perché qualcuno ce la deve dare una risposta. Allora noi dovremmo essere auditi in commissione Covid. Ci ascolteranno? Non lo so, perché noi siamo la parte più vera e la parte più pura, diciamo, del popolo, perché non abbiamo legami e compromessi con nessuno. Siamo dei semplici... Carme, digli anche che dalla nostra trasparenza, pur di far vedere come io avevo il danno, ci hanno detto in Regione Veneto c'è già predisposto un canale che si chiama Canale Verde per i danneggiati, potete farlo. Il mio medico di base si è messo in puntato, mi ha aiutato a fare le carte, tutto per fare quel percorso lì, e siamo andati. È venuta anche Carmen quel giorno, perché è venuta a parlare con questi medici, e ci siamo trovati su una stanza senza una targa di questo Canale Verde, era una stanza normale di un ospedale in cui era una area di ambulatori, e siamo entrati in un ambulatorio di immunologia. Non c'era un cartello che specificasse Canale Verde, ambulatori per reazioni avverse o prevaccinali. Siamo entrati e c'era questo team di immunologi. Chi era? C'era la dottoressa... No, in pratica c'era questi team di immunologi che hanno voluto sapere un po' la storia di Andrea. A un certo punto nell'anamnesi viene fuori se io ero vaccinata o scusate, se ero io meno o no vaccinata al Covid. Già lì avevo capito che qualcosa non quadrava in questo colloquio. Il questionario era che mi facevano le domande cosa c'entrava la mia compagna se è vaccinata o no. Poi volevano che praticamente io rifacessi delle visite invasive, in cui anche biopsie che avevo già fatto in ospedali pubblici,
perché loro non erano convinti, perché loro avevano le loro idee, quei medici, quelli che non vogliono vedere le reazioni. Allora ho detto no, mi dispiace, ho detto se volete farmi nuove visite per studiarmi su cose nuove va bene, ma se ho già queste, perché andarmi a torturarmi dopo anni che sono torturato tra visite e biopsie e tutto quanto? È un calvario e praticamente allora mi hanno scritto che praticamente io sto avendo questa reazione al vaccino che praticamente come si dice, sto avendo paura del male e quindi questa paura del male mi ha portato ancora più male. Cioè, questi sono dottori, cioè, ma guarda, veramente ci sono rimasto male, è una vergogna avere questi medici davanti di pregando, supplicando, quasi piangevo di aiutarmi, questi mi hanno invece denigrato. Oltre il danno la beffa si dice proprio sì, effettivamente. Vedi qual è la situazione, Luciano, che noi comunque con la Regione Veneto stiamo cercando di parlare dal 2021. Ci hanno sbattuto da un posto all'altro, dandoci diversi nominativi di riferimento, per poi naturalmente un po' come in tutta questa situazione quando tu cerchi una soluzione poi per essere dimenticati, nel senso che si occupano di te quel tanto per non farti sentire che proprio non esisti, perché non potrebbero, ci sono le istituzioni, ci sono delle leggi, quindi loro devono far finta di averti preso in carico, far finta di guardarti, far finta di essere compassionevole della tua situazione, dirti che ti daranno, e questo anche i politici, che ti daranno tutto il supporto possibile, e questo possibilmente vicino alle votazioni, perché poi automaticamente si dimenticano di te, per poi far finta che la cosa fosse un gioco. Allora questo purtroppo non è un gioco, è la vita ed è una realtà dura. Chi l'ha provata e ci è passato sa quanto è stata dura, i genitori dei ragazzi danneggiati anche da vaccini pediatrici sanno quanto è dura, il metterti nella situazione morale del sentirsi in colpa nel dire sei stato tu che te lo sei voluto è ulteriormente vergognoso, perché agire così sulla fragilità umana è da bestie, non è da esseri umani e non è sicuramente dignitoso per un paese democratico qual era l'Italia, perché adesso non l'è più, e qual era l'onore e l'onere con cui la gente che adesso è alle dirigenza politica è stata votata. Cioè noi abbiamo votato la gente che è là perché purtroppo della politica abbiamo comunque bisogno, e anche a livello dirigenziale della medicina e di quant'altro noi abbiamo bisogno di figure che nella loro responsabilità si prendano realmente in carico tutto quello che è successo, perché far finta che la responsabilità sia di qualcun altro è semplicemente disumano. Io credo che neanche gli animali riescano ad essere così meschini quanto il genere umano è riuscito a dare in questo periodo storico. Nel genere umano. Ascoltami Carmen, c'è una cosa, a questa riunione ci sono anche associazioni, ho sentito, che vengono dall'estero. Sì. Ecco. Sì, perché abbiamo creato un collegamento. Allora, siccome i danneggiati non esistono neanche in Italia, noi siamo riusciti a creare un'associazione e dei gruppi anche con i danneggiati dell'estero, però perché questa cosa ha comunque colpito tutto il mondo, purtroppo, perché è stato diffuso a così larga a tutta la popolazione, che è chiaro che il numero dei danneggiati aumentano. E i ragazzi danneggiati in Austria, in Spagna... ma capire se anche all'estero sono messi come noi, diciamo, sì, se anche... sono quasi messi come noi, sono in numero hanno fatto anche loro i stessi lotti nostri, ci troviamo, io per esempio ho trovato un francese che ha le mie stesse età, mie stesse patologie, e lui ha fatto un po' più di accesso in ospedale, più di ricoveri, più di me, ma abbiamo gli stessi danni, con lo stesso lotto, e che è stato dato anche in Francia il mio stesso lotto. Però anche dico, in Francia è riconosciuto, oppure anche lui in Francia, diciamo, deve... No, anche in Francia, anche i francesi stanno avendo i colloqui con il Ministero della Salute, però hanno anche là
come da noi sempre arrivano a un punto e poi mettono il muro e si deve ricominciare e continuano così e stanno lottando sia i francesi, sia i belgi, austriaci, olandesi, ci saranno varie associazioni di vari stati europei. E arriviamo al nucleo del centro del Parlamento che, vabbè. E dopo, voglio dire questo, una cosa che ci tengo a dire. Noi siamo danneggiati con questo vaccino e abbiamo la fortuna adesso di essere vivi e possiamo raccontare. E quello che ho visto in questi anni e ho iniziato a capire, i bambini non hanno questa possibilità. I bambini iniziano a piangere quando hanno quei primi vaccini pediatrici, iniziano a fare dei gesti non più normali, danno dei segnali per farsi capire. Invece però non riescono, i genitori fanno fatica, arrivano dopo anni. Noi abbiamo la possibilità invece, con quello che ci è successo, abbiamo anche la parola di raccontarlo e quindi invito tutte le persone danneggiate, anche chi non fa parte dell'associazione o vuole venire a conoscerci, raccontate perché siamo noi i messaggeri per far cambiare qualcosa, perché siamo i sopravvissuti su questo e i bambini non hanno questa possibilità. Però ecco, a riguardo dei bambini, se andiamo sui grafici del Ministero, notiamo che i casi di autismo sono aumentati in una maniera vertiginosa, quindi a maggior ragione Io ho mio nipote... Quello che è sconvolgente, sai che cos'è? Che invece di capire perché sono aumentati, ti stanno dicendo se è possibile dare una vita normale ai bambini autistici. Allora io mi chiedo, ma siamo veramente un paese di dementi? Perché a uno si chiede, ma se prima ce n'erano pochi, adesso sono aumentati, ci sarà un nesso con qualcosa? Ci sarà un nesso, ci sarà una causa, ci sarà una correlazione. La vogliamo studiare o facciamo finta di mettere la testa sotto la sabbia e ci chiediamo se i bambini autistici possono avere una vita normale? Poveri cristi, erano normali prima, perché i genitori, che anch'io ho conosciuto in questi anni, te lo dicono, quel bambino era normale fino al giorno prima del vaccino, poi ha avuto una febbre importante, qualcuno si è fatto un'encefalite, è stato riportato a casa in questa situazione, qualcun altro in maniera più leggera probabilmente si è ritrovato in una situazione di autismo, perché poi è difficile capirlo in un bambino di 2 mesi, di 1 anno, se soffre o meno di autismo, prima di arrivarci, anche perché il senso di colpa del genitore che l'ha vaccinato è immenso, come nel senso di colpa di chi ha fatto vaccinare i figli per il Covid e se li ritrova morti nel letto al mattino. Ecco, ma qua volevo arrivare, Carmen, anche questo discorso qua. Qui abbiamo cifre enormi di bambini con autismo, ma io dico, genitori di questi bambini, volete fare qualcosa per cortesia? Volete unirvi ancora di più? È quello che bisogna... Certo. È quello, difatti noi in quel giorno avremo anche le associazioni del Corvelva, del Colmilva, del Condav, che sono le prime associazioni nate a tutela dei genitori e come diceva Andrea sono da 20 anni legati a cause di riconoscimento del danno, cioè è snervante. Io dico, una famiglia al giorno d'oggi con le difficoltà economiche che ci sono, che fa un figlio ed è già una grazia che faccia un figlio, che se lo ritrova autistico a 2 o 3 anni va in un burnout mentale, in una fatica di vivere che spesso e volentieri, siccome tanto ti dicono che non arriverai a niente, lasciano perdere tutto. C'è spesso una distruzione di quella famiglia, perché è difficile tenere in piedi una famiglia con difficoltà economiche, siamo onesti, e con difficoltà economiche in coppie spesso e volentieri si rompono, quindi quei figli vengono cresciuti dai nonni ad una finta società che li tutela e che ti dice anche gli faremo vivere felici. No, lasciateli vivere felici da quando sono sani sti ragazzi e chiedetevi perché c'è questo aumento. Allora, come ti diceva Andrea, loro da adulti ti stanno a spiegare la nebbia mentale che vivono. Allora, in questi farmaci il dubbio è che, visto che sono stati fatti in fretta, visto che comunque c'è un ritorno economico delle case farmaceutiche esponenziali che tanto poi ti fanno anche gli integratori per curarti, c'è da chiedersi se ci siano delle impurità in questi vaccini, e sicuramente ci sono, che hanno causato a livello cerebrale quella disconnessione, purtroppo quell'intossicazione da metalli pesanti, che sono la causa già riconosciuta
riconosciuta di forme di autismo. Allora abbiamo l'onestà di fermarci un secondo, di renderci conto che come esseri umani abbiamo innanzitutto il diritto di preservare la salute, di conservarla quando c'è e di capire se qualche cosa che è stato fatto fino adesso è realmente funzionato o meno. Questo noi chiediamo, non vendetta, verità e giustizia, e finalmente una vigilanza attiva che richiami tutti i ragazzi danneggiati dai vaccini pediatrici a quelli del Covid, gli faccia una telefonata, visto che possiamo spenderli questi pochi soldi, per dire: tu stai bene o tu stai male, è successo qualcosa oppure no, che lotto ti sei fatto, perché come ti diceva Andrea abbiamo ragazzi in giro per l'Europa con gli stessi danni e gli stessi lotti. Allora la domanda ti viene spontanea: c'è una correlazione? C'è qualcosa che ha fatto sì che c'è una predisposizione genetica? Vanno fatti degli esami del sangue a questi bambini prima di sottoporli a vaccinazioni, perché magari questi anche intolleranti a qualche cosa che c'è nel vaccino? Cioè tutte queste cose sono talmente banali e assurde che tu ti chiedi perché nel 2026 non c'è una caspita di ufficio ministeriale del Ministero della Salute o a livello regionale che si faccia queste domande. Noi avevamo solo chiesto questo, non vendetta, non vogliamo discriminazione, non vogliamo differenza, vogliamo che ogni essere umano venga valorizzato per il suo valore di essere umano sano, venga tutelato da uno Stato che lo deve fare per legge, e noi siamo tutti vivi, felici e contenti, e soprattutto cerchiamo di riconoscerci come necessari tutti, perché Andrea te lo dirà, oggi è toccato a lui, domani potrebbe toccare al figlio di un ministro, santo cielo, allora forse si sveglia, no? Dobbiamo aspettare l'irreparabile per aver distrutto una società che già sarà difficile recuperare. Cioè, fermiamoci un secondo e pensiamo, perché qualcuno ha anche detto ieri che la pausa non ha mai ucciso nessuno. Fermiamoci un secondo, riflettiamo, valutiamo le cose, mettiamoci a tavolino, è questo che noi chiediamo a questo Stato e alle istituzioni, mettiamoci a tavolino e vediamo di capire cosa possiamo fare perché questo non succeda più, per tutelare questo Stato che ormai è le nostre famiglie, che sono il nucleo della società, le dobbiamo salvare, perché senza una famiglia sana, equilibrata, che abbia una sua risorsa economica, avremo un paese distrutto e stiamo andando in questa situazione con una velocità che per me è sconvolgente, Guarda, io anzi auspico di più gli enti locali, perché io punto dico sul discorso degli enti locali, perché Roma la vedo Roma, è lontana. La regione sì, è già più vicina, però tu in prima persona hai avuto modo di sentire e provare sulla tua pelle, diciamo. Però i comuni, se i comuni iniziassero a fare qualcosina, sarebbe una risposta alla classe politica, perché bene o male nel comune c'è sì il sindaco che viene scelto dai cittadini, però diciamo è anche poi lui collegato con la linea politica. Quindi bisognerebbe riuscire a smuovere i sindaci, secondo me, perché sono quelli che potrebbero un attimo fare la differenza, perché è l'unico contatto, secondo me, che le persone hanno sul territorio con la politica, vera. Ma ti spiego che noi danneggiati, sono tanti che hanno tentato di avere un approccio col proprio sindaco, e il proprio sindaco non ha neanche voluto vedere. Il mio sindaco è venuto qua, ha capito il mio problema, ha detto è capitato a te, mi dispiace, ha tentato tra virgolette di aiutarmi, ma ha visto anche lui che c'è qualcosa che si interrompe, come per esempio mi ha detto Andrea verrò a trovarti, e non è più venuto, e capisci che lo so, ma è per quello che dico, io auspico che ci siano, che si sveglino. Non mi fido più, perché in questi anni veramente ho visto una classe politica
veramente per i voti vengono a comprarsi, sono venuti i politici a casa mia durante i momenti di politica, mi hanno perfino, volevano che entrassi in politica io da danneggiato, perché ora portavo cosa ti portavo? Portavo quello che avete fatto? Sì, che serviva loro, certo. Perché siete tutti sono in mezzo, perché anche la Meloni, il nostro Presidente del Consiglio, è andata fuori dal coro, ha detto staremo vicini ai danneggiati, ma stare vicini ai danneggiati non vuol dire la commissione Covid è una cosa, ma stare vicino ai danneggiati vuol dire dargli gli strumenti. Sì, essere ma presenti. No, qua, gli strumenti, certo. Abbiamo dovuto fare un'associazione per farci strumenti tra di noi e sopravvivere, con l'aiuto delle persone che per fortuna qualcuno c'è ancora di buono nel mondo e ci aiuta. Lo so, non è semplice. Ho un messaggio anche di Lucia, chiede: vorrei trovare un'associazione alla Guizza o al Bignasgo o vicino dove poter dare una mano, però non so se c'è qualche associazione, e credo, non lo so neanche a voi, se c'è qualche associazione anche in giro, qualche comune qui del Padovano, non ti so dire. Neanch'io. Ma in che senso? Perché noi come associazione Persone in Cammino siamo in tutte le regioni e c'è un referente per ogni regione. Ecco, allora scusa mezzo secondo, perché fra 2 secondi e 2 minuti mi va via la pubblicità e devo chiudere, e dobbiamo chiudere. Okay. Allora, a Lucia vai sul sito che è personeincammino.it. Libero.it. Il sito è www.personeincammino.it. E contatti, cerca i contatti e così avrai informazioni. Abbiamo un minuto a disposizione, se facciamo la chiusura, così io in primis vi ringrazio le radioascoltatrici e radioascoltatori che hanno messaggiato, e lascio a voi la parola e la chiusura, insomma, di questa giornata informativa su questo. La mia chiusura è ok, posso dire? Dimmi. Allora, che io volevo solo dire che vi aspetto l'11 settembre a Milano, fuori dalla stazione, dalle 10:30 saremo là, vi aspetto, venite a conoscerci, perché veramente troverete delle persone umane, siamo fatti di carne, non siamo alieni, siamo solo stati. Grazie. Carmen.